una denuncia forte, quella da lei fatta, che chiaramente interessa non solo il suo settore, la sua attività, che è esposta a rischi anche diciamo, giorni festivi, la domenica, la notte, ma anche ai suoi colleghi che operano qui nel territorio. Ormai il nostro ambiente cittadino è diventato un pericolo soprattutto per questo numero enorme di extracomunitari che arrivano quasi giornalmente. Io quello che chiedo è un maggiore controllo della zona, specialmente della via Tenea, che durante le ore serali diventa un po' un problema di tutti e siamo costretti a non poter lavorare con molta tranquillità, sia noi come entità sanitaria ma anche gli altri esercenti che hanno avuto nel passato vari problemi. C'è stata una pronta risposta da parte delle forze dell'ordine che immediatamente diciamo, hanno anche preso diciamo, chi si è fatto autore del gesto nei suoi confronti. Dico, in ogni caso c'è stata una risposta da parte dell'autorità, carabinieri, polizia, guardia di finanza? Diciamo che prontamente hanno fatto un intervento immediato, però con mio rammarico me lo ritrovo sempre in giro come se nulla fosse successo.